Eder. Mac. Pallister. Per caso hai cancellato l'ultima chiamata di Lilly? Assolutamente no. No, io non ho cancellato l'ultima chiamata di Lilly. Ho cancellato il numero di Claudio perché era un numero che insisteva, bloccato il numero di Claudio perché non sapevo chi era, perché Liliana mi diceva spesso c'ho delle persone che mi chiamano e io li blocco perché non so chi sono, magari mi chiamano più di una volta. Poniamo che Liliana fosse stata in difficoltà, ricordiamoci che aveva dimenticato i suoi telefoni a casa, non sarebbe stato logico pensare che quel chiamante fosse lei che avvisava che stava bene e sarebbe tornata a casa? Ma guarda, io ho anche parlato col signor Claudio, io non sapevo che rapporto c'era con questo signore e gli dico guarda sono Sebastiano Visintin, ho visto la chiamata qua sul cellulare di mia moglie, ah ma sì ci conosciamo, ci siamo visti, sono a Basovizza con mia figlia. E questo quando è successo? Alcuni giorni dopo è successo tutto questo, non è che è successo subito, immediatamente quel giorno. È successo alcuni giorni dopo, ok, ma come è successo visto che tu avevi bloccato il numero di Claudio? Perché ho visto il numero, cioè parliamo di cose che magari ci confondiamo le cose, però questo blocco io l'ho fatto dopo alcuni giorni. Ma in realtà risultava che tu l'avessi fatto prima di andare in questura. No, può essere, io ho molta confusione di quei giorni lì, infatti io con la polizia mi hanno aiutato molto a mettere insieme le cose, può essere che lei abbia ragione. Tu hai un tarlo fisso, la chiamata di 1 minuto e 30 tra Sterpin e Liliana. Cosa potrebbero essersi detti in quell'occasione? Guarda, a parte che mi pare che la telefonata sarebbe durata 1 minuto e 50. Ti pare male perché è durata di meno? E questo non lo sapremo mai, però è importante anche, alcuni giorni dopo ho visto su WhatsApp c'erano 2 messaggi di Claudio, uno diceva ne parleremo dopo e un'altra diceva qualunque cosa sia, cioè sono cose che comunque bisogna capire. Quello che bisognerebbe capire forse per risolvere definitivamente il caso è come tu abbia potuto vedere questi 2 messaggi su WhatsApp, visto che appartengono al vocale della famosissima telefonata tra Claudio e Liliana. Ma oltretutto questi messaggi erano lì a sé stanti da soli, come frutto del monologo di un pazzo che delira, o erano in risposta ad altri messaggi, o era una conversazione? Non capisco. Hai detto che hai letto alcuni messaggi, ma questi messaggi erano delle risposte. I messaggi di domanda, li hai cancellati o stanno lì? No, non sono stati cancellati. Qua stiamo facendo un po' di confusione. Questi messaggi erano su WhatsApp, ma fatti nel pomeriggio, non lo so quando sono stati fatti. Adesso comunque la polizia ha a disposizione. Ma che pomeriggio, Sebastiano? Questi messaggi appartengono alla telefonata delle 8:22. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.